Ciao, sono qui con un video nuovo. Allora, sono a casa dei miei, infatti vedete la legna dietro della baracca e sono qua con i gatti. Qua di fianco ho Trudy con la sua bimba che è, come si chiama? Sprite, io la chiamo Sprite. E poi c'è anche Silvano che è sotto l'ombrellone, anche se qua non c'è sole adesso, ma pomeriggio arriva. Vedete qua ho l'herpes, quindi se vi chiedete che cos'è è l'herpes e ce l'ho da un ciclista e ce l'ho da ormai più di una settimana e io ho sempre sofferto di herpes, però questa volta è durato veramente tanto. Allora, qui c'è Trudy che è la mamma, però la bimba è sparita, è andata in giro, si vede. Trudy, Trudy, come siamo belle, Trudy. Qui c'è Silvano, 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 videogenico, Silvio. Il mio Silvio, con la testa storta, vero sì? Eccola lì, è uscita Sprite, piccola. Ciao Sprite. Oh Sprite. Amore, la mia Sprite. Adesso va da Silvano, no? Sprite. Silvio. Ecco, con Silvano. È diventata grande Sprite, insomma. Mica tanto, un po' più grande è. Silvano, ecco la face. La sua sorella è morta, si chiamava Bloody. È morta sotto una macchina. Una mattina sono passata che pioveva parecchio e l'ho vista a bordo strada. Lassù c'è Licio, sul tetto della baracca. Pensavamo fosse una femmina e si chiamava Licia, e invece poi ho scoperto che è un maschio, allora Licio, che sembra Micio. Eccola mamma, questa è Leonessa, che io chiamo Lionessa. Eccola qua. Ciao Leonessa. Ciao bella bambina. E i tuoi bambini dove li hai messi? Sopra il tetto. Adesso arrivano. Ecco là. C'è Pisola, sta arrivando. Ecco, questa qui tigrata è Pisola. Che anche questa pensavamo fosse un maschio e allora era Pisolo. E poi è una femmina, quindi Pisola. Eccola qui. Ciao Sky. E questa è la più piccolina, la più magrolina, secondo il mio punto di vista. Sono salita in macchina e Licio è sceso e anche Pisola. Sono scesi da in cima alla baracca. Quindi niente, però non torno là, adesso vado da Panna. Vado da Panna, poi torno qui a pranzo, quindi sono qua dai miei. Il paesaggio è diverso. E niente, torno a pranzo. Oggi mangeremo gnocchi perché li ha fatti ieri, solo che è successo un casino e quindi ieri abbiamo mangiato pasta e oggi fa gli gnocchi. Ci ha riprovato di nuovo perché ieri non vi racconto cosa è successo, insomma. E boh, quindi parto. Gli orecchini nuovi ho messo. Ci vediamo dopo. Sono a casa dove abito adesso, perché casa mi piace chiamare casa mia, quella dei miei. Questa non la sento casa mia, ecco, sono in affitto, non è casa mia. No, vabbè, discorso a parte. Sono arrivata qui e c'è Panna che è una rompipalle unica, è qui nel suo graffiatoio. Le ho comprato la pappa oggi perché era senza, mangia come un bufalo. E quindi vai, è agitatissima, ve la faccio vedere. Fai vedere come sei brava? Panna! Panna! Guarda qua, Panna, qua. Che brava a fare le unghiette! Panna! Ehi, ti prendo! Panna? Ecco, non è mica tanto normale oggi, quasi cade giù. Panna?
Insomma, qua non mi dai da mangiare, io ho una fame. È mezzogiorno. Ho fatto vari cambiamenti in questa stanza, la stanza hobby, cosiddetta stanza hobby, anche se non faccio quasi più niente, sto solo al computer. Ho fatto dei cambiamenti, tranne le scatole qua sopra che vedete sempre. Niente, ho aggiunto un po' di foto alla parete dietro di me. Ho il computer fisso di nuovo, e quindi i portatili li ho messi via. E ho cambiato l'altra parete, ovvero ho messo il giochino di panna e poi qui ho messo la scrivania di mio moroso col suo computer e la stampante. Ho cambiato un po' tutto, ho cambiato disposizione nel mobile mio, nel mio comò, ho cambiato disposizione della roba perché ne ho buttata tanta e ne ho messa da parte tanta per una lotteria che avevo già annunciato, ma devo ancora riuscire a organizzare perché devo star lì pensare, quindi uno dei prossimi giorni che fa brutto tempo, se fa brutto tempo sicuramente lo fa, oggi c'è il sole dopo chissà quanto, allora magari mi metto lì d'impegno, mi organizzo la lotteria. Allora vi faccio vedere la fioriera perché questa è una novità, una news di questo appartamento, non è in casa, è di fuori la fioriera, con i fiori. E io non ho il pollice verde, però posso dirvi che non sono male, li sto tenendo bene e sono belli, ne stanno venendo fuori sempre di nuovi, quindi vi faccio vedere. Apriamo il portone, madonna che luce, eccola qui la fioriera, si vede niente? No, eccola qui. Sto aspettando mia mamma e mi sono messa di fuori. Andiamo all'NKD e al Lidl.
Lidl fatta, adesso siamo in macchina, dietro c'è la mia spesa. Ho preso un po' di roba surgelata perché visto che ho il congelatore adesso posso rifornirmi un po' di più rispetto al normale. Adesso mi ha mandato a portare il carrello e arriva e andiamo all'NKD. Buongiorno, ieri sera non ho più, scusatemi, ma tenere con la mano è un po' difficile. Ieri sera non ho più registrato perché ho avuto problemi qui e quindi non ho più registrato niente. Comunque io e mia mamma siamo andate all'NKD. Io ho fatto acquisti per la casa, quindi farò un video dedicato. Quindi vi faccio salutare da Panna e poi concludo il vlog perché mi sa che sarà lungo. Ciao ciao! Panna, saluta! Buongiorno, io sono qui sulla finestra, vero? Buongiorno a tutti, vi faccio le coccoline. Vi faccio un po' di coccole perché mi siete mancati. Guarda che hai il pelo che vola, l'ho appena pettinata prima. Guarda questa bambola qui, tutta nera. Panna, Panna, fatti vedere che sei bellissima. Quante coccole. Ruffiana, ruffiana. Beh, Panna. Ciao a tutti. Saluta. Ciao ciao. La mia mamma mi rompe le scatole.